Raffaele Padrone, lei segretario dell'UGL, polizia, ma io giuro, dico la santissima verità, io in questo paese non indosserei per nulla la divisa né di polizia né di carabinieri né di guardia di finanza. Non sono tutelato dalla legge, non sono tutelato da taluna magistratura, sono criminalizzato, mi sputano in faccia e devo stare anche fermo con una politica che per 4 voti rognosi vi butta sotto acqua. Vale la pena? No, ben ritrovati, ma guardi, io ho sentito prima l'assessore alla sicurezza nella nostra città e io ringrazio l'assessore, l'amministrazione comunale per questa collaborazione che ci ha dato, che ci sta dando. Ma il problema, vede, sono sempre queste. Fino a qualche giorno fa abbiamo dovuto protestare perché c'erano le vie con le luci spente. E allora perché adesso siamo arrivati a una situazione così talmente grave, si accorgono che bisogna riaccendere le luci? Cioè anche l'assessore alla sicurezza, cioè quando vengono... una campagna che ogni sera io gli voglio bene, che spacchia. ma io gli voglio bene, però se dobbiamo arrivare a questi livelli, allora... E poi l'acqua ci sommerge e allora ci si accorge che è meglio collaborare ed è meglio accendere le luci. L'avevamo detto anche, lei l'ha detto quest'anno, avevamo detto l'anno scorso, ci sono i cittadini di serie A e i cittadini di serie B, con le luci spente e con le luci accese, quindi questo non va bene. Poi il fatto di arrestare una persona, oggi abbiamo allontanato queste 5 persone, benissimo. Qual è il problema? Il problema è che loro ritorneranno lì perché in Italia non è reato. L'altro giorno abbiamo fatto le rettate per quelli che adesso anche a Pordenone, sotto questo periodo natalizio, si arrivano col bastone, fanno fischiano gli zoppi e proprio tra gli rom, tra gli zingari c'è questo gruppo di persone che chiedono i soldi. Benissimo. Ma quando li hai presi, li hai portati là, li hai identificati, gli fai anche l'ordine di abbandonare qual è? Che tornano. Queste sono le leggi italiane, ecco perché diventa difficile fare il poliziotto, anche perché per portare lì questa persona abbiamo distolto comunque un'autovettura dal territorio. Cioè, è tutto l'insieme, che non funziona, cari telespettatori, è tutto l'insieme, non c'è la certezza della pena, l'abbiamo detto quante volte, migliaia di volte, quindi si può rubare, oggi lei può investirmi mentre io vado in bicicletta, c'è la verità e purtroppo è così, quindi è una vergogna, speriamo che... Augurio, direbbe. Che auguri a tutti quelli che ci seguono e quelli che mi seguono, ringrazio, veramente sono tanti quelli che mi fermano, lei dice le cose giuste, però avete votato voi questa situazione. Grazie, auguri a tutti. Raffaele Padrone.